Sono Zani Claudio dell'azienda agricola Zani Elvio di Zani Claudio. L'azienda è nata a fine 800 con il bisnonno Cesare, poi è passata al nonno Giuseppe per poi passare al papà Elvio e dal 2009 è passata in mano a me. Abbiamo un'estensione di 6 ettari di vigneto nella zona pianeggiante, nella zona di Colle Villano di Faedis, e produciamo vari tipi di vino. Nell'attività dell'azienda, sia in campagna che in cantina, vengo coadiuvato dall'esperienza di papà Elvio e dall'aiuto fondamentale della famiglia, da mia moglie e dai miei figli. La nostra azienda produce 11 varietà di vino, abbiamo gli autoctoni, il friulano e il verduzzo friulano, gli internazionali bianchi, chardonnay e pinot bianco, mentre per i rossi abbiamo il cabernet franc, il merlot e il refosco di Faedis. In più abbiamo il Liende d'Aur, che è un vino bianco prodotto con uve Picolit. Abbiamo il Nicolò, che è una cuvée di Pinot Bianco, Pinot Nero e Chardonnay extra dry spumante, e l'Aurora, che è una cuvée di Merlot e Verduzzo. Come abbiamo detto, abbiamo anche il Refosco di Faedis, che è il vino principe del nostro territorio, e viene prodotto sia dannata, quindi viene imbottigliato nel giugno successivo alla prima vendemmia, o se no abbiamo il Refosco di Faedis Riserva, che deve passare in botte di legno di rovere di Slavonia per almeno 18 mesi e poi viene imbottigliato e alla terza annata viene messo in commercio. L'orgoglio della nostra azienda è questo vigneto, il vigneto centenario. Da più di 130 anni questo vigneto produce le uve per la nostra azienda. All'interno di questo vigneto troviamo 24 varietà, tra cui il Refosco Nostrano. Da questo vigneto è stato reintrodotto tramite i vivai Reuscedo il VCR5, che è la varietà Refosco Nostrano di Faedis.